Sardegna Radio. Voces e Sonos de Sardegna, un programma curato e condotto da Martino Colimbi, tecnico audio Gian Gabriele Oppo, regia di Giampiero Satta. È un programma di sardegnaradio.it. Terzo appuntamento con Voces e Sonos de Sardegna, il primo programma musicale pensato per gli amanti della tradizione della Sardegna. Salute a tutti i nostri web ascoltatori sparsi per il mondo e che ci seguono ormai fedeli da tutte le latitudini. Beneveitos a sardegnaradio.it, la prima radio sarda che andati salete di internet. Prima di iniziare volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno scritto lettere, mail di auguri e di plauso per l'iniziativa che abbiamo intrapreso. Credo che quello che stiamo facendo sia veramente l'inizio di un percorso che ci porterà insieme a voi verso la riscoperta delle nostre tradizioni musicali più autentiche, visto che il nostro sforzo è quello di portare nelle vostre case, nei vostri luoghi di ritrovo abituali e nei vostri posti di lavoro i suoni, le voci della nostra Sardegna. Ricordo ancora la campagna di sensibilizzazione e di raccolta di fondi per la cura della tassia di Friedrich, una malattia altamente invalidante che colpisce giovani e meno giovani. Chiunque voglia aderire può farlo collegandosi al sito www.gofar.org che si occupa di finanziare la ricerca per la cura di questa rara malattia. E ricordo anche che dal 15 al 30 novembre prossimo si può inviare un SMS al costo di €1 alla 48586 così che la stessa ricerca possa dare a tutti i ragazzi colpiti dalla tassia la possibilità di vivere in maniera più dignitosa. E passiamo a presentare i graditi ospiti di questa puntata, che sono il professor Andrea De Plano, il massimo studioso al mondo del canto a tenore, autore di saggi e di testi sulla lingua e sulla cultura della Sardegna, e il gruppo Sisprone e Tumbarinos di Gavoi con Antonio Marchi, Piergavino Sedda, Gino Marchi, Mauro Vanelli e Matteo Lavra, rappresentanti di una tradizione che a Gavoi non ha mai conosciuto interruzione nel tempo e che anzi ultimamente ha avuto un incremento positivo per la presenza di numerosissimi bambini, giovani e anziani che soprattutto durante il carnevale si manifesta con centinaia di tamburi, triangoli e pifferi in giro per il paese a fare festa come solo i gavoesi sanno fare. Un saluto come sempre ai miei collaboratori in studio Giampiero Satta e Gian Gabriele Oppo che curano la parte tecnica e la messa in onda del programma. Prima di iniziare la trasmissione volevo ascoltare in diretta qui un primo brano a tenore e scegliamo quello che più ci aggrada. Andrea, cosa proponiamo? Potrebbe essere per esempio un brano di Orosei. Un brano di Orosei che è un tenore che mantiene una particolarità molto interessante perché ha avuto dei lunghi periodi di contatto con una cultura, quella religiosa, e c'è stato uno scambio reciproco fra la cultura profana e la cultura religiosa. Quindi ne esce un laboratorio. Un connubio anche importante. Credo che il brano in questione possa essere per esempio una voce note antica, che è quello che più avvicina a questo tipo di progetto, insomma. Esatto, anche perché è quello che poi permette a chiunque di cogliere meglio tutta l'articolazione delle varie voci che compongono il coro e quindi sentire come queste lavorano per l'armonia delle voci. Benissimo. Rosa che ser de venusura e china, se non servenzione vambulosa. Contra Venus e Armesi de unis vena
Sardegna Radio. E con questa voce note antica cantata dal tenore Vicente Gallos di Orosei ho il piacere di introdurre il professor Andrea De Plano, dorgalese di nascita e personaggio di primo piano della cultura sarda. Nel 94 ha pubblicato il libro che è ormai considerata la Bibbia del canto a tenore in Sardegna e che si intitola non a caso Tenores. Ha scritto un altro saggio importante, Rimas, uno spaccato tecnico sui suoni, i versi e le strutture metriche della poesia tradizionale sarda. Su Principeddu, altra opera importante, che altro non è se non la traduzione dell'opera di Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, e Etnia e folklore. Ma Andrea De Plano è conosciuto ed apprezzato nel mondo per i suoi studi sul canto a tenore
e noi lo ringraziamo per aver accettato l'invito di partecipare al nostro programma. Buonasera Andrea De Plano. Grazie a voi, è un piacere trovarmi qui. Bene, chiedo innanzitutto ad Andrea appunto di spiegare le ragioni che lo hanno portato a scrivere di un argomento quasi tabù fino ai primi anni 90, nonostante la presenza di una realtà, quella del canto a tenore, abbastanza marcata ed evidente in Sardegna. Hai usato una parola tabù e in effetti la Sardegna aveva bisogno di uno studio per provare a infrangere questi misteri così particolarmente custoditi in Sardegna. In effetti poi non c'è nulla di tabù dentro il canto a tenore. Certo, la conoscenza del canto deve ancora venire, lo studio continua tutti i giorni, ma diciamo che attraverso la pubblicazione di Tenore si è creato comunque un momento di riflessione. E anche un movimento, dobbiamo dire, no? Sì, soprattutto, però senza questa pubblicazione probabilmente saremmo rimasti a quel livello quasi, diciamo così, carbonaro, per cui alcune cose non si dovevano comunque toccare, perché questo faceva bello il folklore. Certo, era diventata una cosa folcloristica, non una cosa proprio di studio e di tradizione. Esatto, io credo invece che al di là di ogni manifestazione del folklore ci sia, come dire, ci siano dei segni della cultura. Certo. Senti Andrea, per quelli che si affacciano per la prima volta verso questo mondo fatto di suoni arcaici, di accordi apparentemente slegati fra di loro, ci spieghi meglio che cos'è il canto a tenore? Materialmente funziona in questa maniera: c'è una voce solista che ha un registro solitamente il più disparato, voglio dire, ma di una voce per canto monodico, e questa declama un poema. Questo poema ugualmente ha diverse misure, strutture, forme e via dicendo, e subentra al canto della voce solista un coro che è costituito da 3 voci. 2 sono di segno gutturale, grave, e sono molto particolari, e all'interno di questa natura di suono grave e gutturale ingolato c'è, diciamo, come dire, il segno di identità del canto a tenore che lo differenzia da qualunque altra forma di canto polivocale al mondo. Si tratta praticamente di 2 voci che imitano i suoni della natura. Quindi noi possiamo riconoscere nel loro suono il suono degli animali della Sardegna, così come nella voce della terza voce del coro, la mezza voce, sì, la voce acuta, diciamo così, bene, lì possiamo riconoscere l'ululato del vento, il soffio del vento. Poi sui sostantivi che si possono utilizzare, possiamo fare tutta una letteratura, insomma. Né più né meno, sì. Questa è molto ricca a seconda sia del paese, ma anche e soprattutto degli interpreti che ricoprono questa parte vocale. Certo. Senta Andrea, nel suo libro Tenores, che ho appena nominato, lei dice che l'esistenza di strumenti polifonici fra le popolazioni nuragiche in Sardegna, stiamo parlando quindi del periodo prima della nascita di Cristo, quindi nell'800-700 a.C., presuppone la presenza di una produzione canora polifonica sicuramente antecedente, quella degli stessi strumenti. Su quali basi ha formulato questa ipotesi? La formulazione nasce da una riflessione di natura antropologica. L'uomo è portato a prolungare la propria attività manuale, cioè se l'uomo non riesce a raggiungere un oggetto si serve di uno strumento, e questo fa l'uomo intelligente più di qualunque altro animale abitante il nostro pianeta. Bene, nel caso del canto l'uomo utilizza degli strumenti per modificare la propria capacità di produzione musicale, oppure per prolungare, oppure per ampliare, insomma, per estendere le proprie possibilità.
Allora, se il suono degli strumenti viene sempre dopo la creazione musicale dell'uomo, ebbene, noi abbiamo una testimonianza che tu davi una datazione al VI-VIII secolo avanti Cristo, quella del bronzetto itifallico che rappresenta un suonatore di Leoneddas. Allora, il canto a tenore sicuramente era già presente, perché una forma di polifonia vocale esisteva già. Non abbiamo purtroppo delle attestazioni iconografiche, non è possibile avere dei bronzetti raffiguranti 4 persone cantare a tenore, e del resto non è neanche possibile raffigurare la gola dell'uomo che emetta quei suoni particolari. Certamente. Senti Andrea, ascoltiamo un altro canto adesso. Cosa proponiamo ai nostri ascoltatori? Ma mi piacerebbe, proprio per parlare di suoni della natura, introdurre un brano del tenore di Bono. È un brano datato del 1975, ma vi dà l'idea, proprio con il movimento delle voci del coro, di questa similitudine, di questa analogia con i suoni della natura e degli animali. Benissimo, ascoltiamo allora il tenore di Bono. A metros quimbigentos 36 Bono se situada oida mia. Verregade su paese gaina a sarda geografia. De monteras ubicado in sospese se sai de Angio i Gio ubicada in sospese se sai de Angio i Gio Maria, dessa costera capitale svese due gentile patria via conta Berlino e Francoforte, Parigi, Colonia e Milano e atterar metropoli scappido. A Berlino e Francoforte, Parigi, Colonia e Milano e atterar metropoli scappido. Solo ed rimpianto a forte diverso, sono nostalgico lontano, buono d'ammento che bisogna schido. A Berlino e lo Berlino e te conta Berlino e Francoforte e Parigi, Colonia ti penso che sono nostalgico Itte conta Berlino, Berlino, itte conta Berlino, Berlino, itte conta
mi te conta Berlino, Berlino, mi te conta, mi te conta Berlino, Berlino, mi te conta, e Parigi Colonia e Milano, e Parigi Colonia e Milano, e Parigi. Non se dir voi, non se dir voi, non se dir voi, sos continentale, non se dir voi, sos continentale, non se dir voi, non se dir voi, non se dir voi, non se dir voi, sos continentale, non se dir voi. Gazil Montejo, Gazil Montejo, Gazil Montejo, giù sinceramente, Gazil Montejo, Gazil Montejo, Gazil Montejo, Juventud in Bantu, Su Sardegna Radio non perdete l'appuntamento con Voces e Sonos de Sardinna, il programma condotto da Martino Corimbi sui temi del canto e della musica in Sardegna. Ogni settimana verranno a trovarci i più apprezzati autori ed esecutori della tradizione musicale della nostra isola, dai quali ascolterete le più belle melodie del loro repertorio eseguite in diretta nei nostri studi. Voces e Sonos de Sardinna è un programma di sardegnaradio.it. Bene, questo era il tenore di Bono. Senta, De Plano, prima della sua ricerca, altri studiosi sono occupati di questa particolare forma di canto. In che misura e con quali risultati? Gli studiosi che si sono occupati del canto a tenore poi sembrerebbero numerosi, ma in effetti sono uno sparuto numero. Abbiamo delle testimonianze a partire già dal 1522, adesso vado a memoria, insomma. Sì. Però le più grandi testimonianze arrivano a partire dal 1773, quando un teologo e musicologo tedesco, Joseph Voss, inizia a descrivere il canto a tenore. Da lì passiamo attraverso tutto il 1800 e ci sono varie testimonianze non sempre attendibili di persone che avessero ascoltato realmente questo canto, per arrivare poi invece al XX secolo, in cui alcuni etnomusicologi iniziano lo studio di questo modo di cantare. Uno studio che pecca tantissimo, tanto che c'è da riscrivere tutto. Sì, praticamente dal Fara in poi non c'è stata nessuna identificazione particolare di questa forma di canto, insomma, come delle altre realtà musicali della Sardegna. No, diciamo che queste persone erano soprattutto attratte dalla particolarità dei suoni, certo, dall'intreccio armonico, ma non si calavano all'interno dei meccanismi del canto, tranne lo studio di Franco Cagnetta e poi molto più tardi di Bernard Lorta-Jacob oppure di Émile Loubet. Non ci sono altri studi. Stiamo parlando comunque di 15-20 anni fa, insomma, quindi non stiamo tornando molto indietro. No, stiamo parlando del 1987 per quanto riguarda gli ultimi due che ho citato. Gli ultimi studi. Mentre per Cagnetta parliamo del 1964. Con lo studio che ha fatto a Orgosolo. 54, no? Chiedo scusa, sì. Dunque, la settimana scorsa, Andrea, avevamo ospiti in studio su Concordo Bolotanese, su Totò e Zobbe, con Antonio Are, su basso, e avevo a lui posto una domanda relativa alla differenza fra le parole tenore, concordo, concerto, contratto,
trattu, ussertu. Mi aveva risposto: chiedilo ad Andrea De Plano. Ebbene, io darò la risposta, ed è una risposta curiosa. Praticamente il termine che indica questa forma di canto dovrebbe, secondo alcuni studiosi di musica colta, provenire da quella voce di tenor del canto gregoriano. Mettiamo che sia così, però in Sardegna il canto a tenore è così chiamato perché questa è una frase idiomatica. Cantare a tenore significa trovare l'accordo, per cui quando delle persone cantano bene si dice son cantande a tenore. Oppure si usa un aggettivo per dire che hanno trovato una perfetta armonia e quindi si dice sone concordos. Oppure l'intreccio cum sero latino, no? Da questo abbiamo la parola cussertu. Oppure ancora si vuole mettere in rilievo, come dire, il tratto personale della voce solista e allora cantare cum trattu, dove manca un aggettivo ancora, cioè cantare kim bellu trattu. Certo. Ecco, queste sono le denominazioni del canto a tenore. Una invece non abbiamo citato ed è cantu a proa. Cantu a proa perché danneggia le corde vocali, perché per ottenere quelle voci gutturali occorre comprimere le corde vocali. Ed è un esempio particolare, per esempio ad Orgali, il tuo paese di origine, no? Esattamente, ad Orgali c'è ancora questa denominazione, sì. Senti, ci vuoi spiegare quali sono le più importanti modalità esecutive nel canto a tenore? Diciamo che varia molto da paese a paese, ma possiamo anche affermare che le melodie del canto a tenore siano principalmente di 3 tipi, e cioè la bocche notte con tutte le sue variazioni, bocche seria, bocche andante, eccetera, eccetera. Oppure i muttos, che sono una particolarità di creazione musicale e poetica. E poi infine abbiamo i gozos. All'interno delle prime 2 modalità si possono inserire anche i balli. I balli spesso sono un'accelerazione del ritmo dessa bocche notte, per esempio, quando questa ormai, ahimè, quasi sempre solo su verso endecasillabo, ebbene l'accelerazione del ritmo del canto dell'endecasillabo porta a subballuseriu. In altri casi invece si hanno forme più elaborate di testo poetico e questo produce poi melodie ancora più diversificate, ritmi più cadenzati, più saltati, eccetera, eccetera. E noi aggiungiamo ovviamente che ogni paese in Sardegna ha la sua caratteristica particolare di ballo e quindi si differenzia da paese a paese rispetto appunto alle altre realtà musicali sarde, insomma. Certo, poi all'interno di un paese si possono trovare 2, 3, 4, 5, addirittura ci sono paesi che a partire dalla pubblicazione di Tenores e poi di altri miei studi hanno continuato una ricerca e sono arrivati addirittura a parlare di 7 tipi di ballo. 7 balli, sì. Ci lascia un po' così questa teoria, no? Beh sì, anche perché voglio dire i sistemi metrici non cambiano. È chiaro, è sempre lo stesso, magari chiamato su balle Savaria, su balle Sischina, però sempre quello è, insomma. Sì, no? Probabilmente si trattava di interpretazioni tipiche di un solo personaggio del paese, oppure di una sola formazione di canto, e questo poi avrebbe dato origine a una varietà coreutica, ma questo insomma... La sintesi è comunque i paesi in Sardegna c'erano 2 o 3 modalità di ballo cantato, ecco, come massimo. Sì, diciamo che questo è il sistema che vige in tutta l'isola, cioè noi abbiamo un ballulistru, poi nei vari comuni della Sardegna questo assume una diversa denominazione, un ballo serio e poi una varietà locale, solo proprio tipica di quel comune. In genere la seconda delle varietà su ballo serio è anche genitrice della terza varietà. Certo, che sono tre differenze sostanziali, ma sono 3 questi balli. Ascoltiamo uno di questi balli, quale proponiamo? Ma sarebbe molto interessante ascoltare Fonni, il quale ha una molteplicità di forme esecutive dettate da forme di composizione poetica. Per esempio un ballusartiu. Allora, il ballusartiu dalla tenore Battor Moror di Fonni.
Procura di moderare, baronessa tirannia, chi si non provi da mia, torna di sappe in terra, poi torna di sera, in terra di poi contare sede, potenzia incominciata poi su popolo va mancare ma procura di moderare parole sa dire poi costa popolo desorare stirpare poi a terra sul mare su a terra su destino poi guerra egoismo e guerra sopra ma custos de los minores los precisos hoy custos de los minores los precisos hoy se preciso ventulare candosi ma procura di moderare parole sa dire procura Sardegna Radio. Bene, questo era Zuballo Sartiu del Concordu Battor Moros di Fonni. Sono qui in compagnia sempre del professor Andrea De Plano, col quale stiamo disquisendo sul canto a tenore, e chiedo ancora un'altra cosa ad Andrea. Grandi studiosi del secolo scorso, tra i quali per esempio il Francesco Alziatoro, sostenevano che dal punto di vista musicale la Sardegna poteva essere divisa in 3 parti ben distinte: a nord con il canto a chitarra e quello polivocale religioso, al centro con il canto a tenore e a sud con il suono delle launeddas. Tu sei d'accordo su questa divisione così marcata o esistono dei suoni o voci particolari che le accomunano? Dovremmo distinguere. Io non vorrei contraddire le affermazioni del grande Francesco Alziatore, ma in effetti noi abbiamo una situazione che è quella odierna. Se noi andassimo a verificare la diffusione dell'area del canto a tenore oggi, avremmo delle sorprese e questo porterebbe a lunghissime discussioni, se non addirittura delle diatribe. Perché oggi ci sono dei comuni in Sardegna che vantano questa tradizione di canto a tenore non avendola mai conosciuta. Certo, le cose evolvono per grazia di Dio e quindi l'affermazione di Alziatore non è precisamente corretta su un piano storico. Certo. Perché, per esempio, le launeddas sono state attestate in una scultura rinvenuta a Ittiri. Oggi Ittiri è molto lontano dall'area di diffusione dello strumento a 3 canne. Il canto a tenore, come le launeddas, secondo me erano diffusi in tutta la Sardegna. Il canto a chitarra logudorese è qualcosa di molto seriore, che viene molti secoli dopo. E quindi l'Alziatore verificava una situazione al momento. Certo. Ma noi diciamo anche, per esempio, le launeddas nel nuorese o nella Barbagia, Pepe Cuga, per esempio, che Dio vodda. Certo, non solo, ma anche a Torpè esistono le launeddas e in tanti altri comuni dell'Ogliastra, per esempio, che non appartiene precisamente a quell'area che si vuole dire del Campidano. Quindi diciamo che questa è la cosa di oggi, la storia di oggi, non quella appunto nella quale Alziatore appunto ha fatto questo riferimento. Nel senso che oggi non possiamo dividere esattamente le 3 aree, diciamo, geografiche della Sardegna, ma diciamo che il canto a tenore, le launeddas e il canto religioso, io parlo per esempio del canto religioso ad Orosè, è presente, non è nel sassarese. Certamente. Per dirla in questo modo, insomma. Certamente, poi ci sono degli eventi storici che hanno modificato moltissimo delle abitudini, delle tradizioni, della cultura e del sistema di produrre cultura in ogni area della Sardegna, in ogni zona della Sardegna. E questo è, come dire,
è inequivocabile, non si può fermare l'evoluzione dei modi di produzione culturale. Certo. Però sicuramente quell'affermazione era legata al tempo in cui Alziator ha potuto realizzare questi studi. Passiamo alle aree di diffusione del canto a tenore, stiamo parlando di tenori ovviamente in Sardegna. Nel tuo libro Tenores dividi in 5 gruppi le aree di diffusione del canto a tenore. Su quali basi hai formato questa ipotesi? C'è una questione di economia di studio, di economia di classificazione e di economia anche pedagogica, cioè per spiegare alle persone. In effetti, se si ascolta il tenore di Ovodda, per dire, e il tenore di Mamoiada, il tenore di Orgosolo, le differenze non sono macroscopiche, ma cambiano pochissime cose. Così come se si va a verificare il canto di Lula, Onani, Bitti, Orune, ebbene anche lì i cambiamenti sono molto molto radi. Diciamo che addirittura se esaminiamo canti degli anni 50 è difficile, persino per i grandi esperti, riuscire a identificare un tenore di un paese da un tenore di un altro paese. Certo. Tanto che Bitti negli anni 50, ci sono delle registrazioni, canta e inequivocabilmente uno direbbe questo è Orune. Certo. Poi invece le cose non sono così, però ripeto, questa classificazione nasce per poter dare una sistematizzazione nello studio. Certo. Poi io ho accomunato, per esempio, in una zona interna, quella che va da Orune, Bitti, Onani, fino all'Odea, addirittura a Patada, alla dei Sardi, a Buddusò, ma in effetti quando si raggiunge l'Odè, già la caratteristica fonetica, la pronuncia della O del canto a tenore di quelle zone si differenzia un minimo. E poi per passare a Buddusò, a La e Patada, quella O è decisamente molto diversa rispetto a quella di Orune. Però Orune e Bitti usano questa vocale come vocale caratterizzante. Centrale, certo. Allora, ascoltiamo questi 5 esempi musicali divisi per aree. Noi sappiamo che sono 5 queste aree che tu hai trovato come differenziazione, diciamo, del canto a tenore, in modo da far capire meglio questo concetto anche ai nostri web ascoltatori. Io proporrei degli esempi, non so, un esempio con Dorgali che è della prima zona, Orune che è della seconda, Orgosolo che è della terza, Silanus della quarta e Seneghe della quinta. Ascoltiamo questi esempi. Su doi che su mese Sant'Andria, una die vi calma e più serena. Corfusi frita sacarena, quando te nintendo s'agonia. Su silenzio vala tutta un'ora, manco puzzone si oh, sogro sogros cominciano a lagrimare essa gente che e più lupe, venni tu batta un visudere, venni tu batta,
denne, comanda senza vita che alla fine vai denne, andrete, oi della ra, della comanda senza vita, comanda senza vita che alla fine vai denne, andrete, addilindella, e quando frori solia che andare a Satanca con te guso a passizzo hermano su disizzo de tene che mi manca sprenda dorada mia e che andare a Satanca prenda dorada mia hermano su disizzo de tene che mi manca Dilliriana, gun su denore de gabecoa, gun su denore de gabecoa, tu cabarore la idanoa, dilliriana, dilliriana, le asavua la Italia che vone pua in Australia, dilliriana, dilliriana, in su cantare vago sicuro, in su cantare vago sicuro. Como che entrate su garra segare con sa sua armonia e paso lentos como che entrate in su con sa sua armonia e paso lento si intende sono se divertimentos in ogni luogo che si del passare ambarambarada 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 veramente siete allegros divertente specialmente voce balladore ambarambarada ambarambarada ambarambarada. Bene, questi erano gli esempi di cui parlavamo prima. Volevi dire qualcosa a proposito di Seneghe, Andrea? In effetti Seneghe è molto molto interessante perché è un paese che ha mantenuto solo in parte i tratti caratteristici del canto a tenore, cioè il basso per esempio è molto differente da quello che è articolato negli altri 4 gruppi, così come la contra, per non dire poi della mezza voce. Però Seneghe è interessante anche perché è, come dire, la capitale di un territorio in cui il canto a tenore sopravvive
con la forma soprattutto del ballo e cantidu, ma le altre forme di canto attengono piuttosto a una elaborazione che ha portato nel Logo d'Oro alla nascita del canto con la chitarra. Certamente, questa è una cosa molto importante, appunto, ribadirla. In quale misura il canto religioso, per cambiare argomento, ha influenzato il canto a tenore? O al contrario, quali modelli musicali sono stati influenzati dal canto a tenore? La grossa differenza fra il canto a tenore e il canto religioso nasce da questo. C'è una testimonianza, la ricordavo poc'anzi, mi pare 1522, di un prelato spagnolo che, venendo in Sardegna, osserva che c'è una forma di canto con delle desinenze insignificanti e pensa: per la evangelizzazione delle popolazioni, soprattutto dell'interno dell'isola, sarebbe bene prendere quel modo di cantare, togliere quelle desinenze insignificanti e mettere invece i testi della dottrina cristiana. Certo. Così nasce il superamento del canto a tenore e si arriva alla nascita del canto religioso. Ripeto, nascita di canto religioso, che non significa che il canto religioso non esistesse già come forma nelle chiese, nella liturgia, eccetera, eccetera, ma nasce nelle forme delle confraternite, Certo. che sono, istituzioni che hanno il compito di tramandare le melodie e di eseguire i canti in particolari momenti del calendario liturgico, eccetera, eccetera. Poi tutta l'evoluzione che si è registrata da quella data fino ai giorni, diciamo così, la prima metà del 1900, quando con un concilio si nega la prosecuzione della presenza di queste confraternite, ebbene, quella è storia che ancora deve essere anche ulteriormente scavata. Ma leggevo, a proposito di questo, leggevo che ieri il Papa, che ritornerà su Cornuto, cioè vuole riportare la liturgia, quindi la lingua latina per esempio nella messa, e con la lingua latina ovviamente i canti che sono dedicati a questa liturgia. Io non so se questo che pensa Benedetto XVI sia bene. Va bene, comunque. I ritorni indietro di questo Papa un pochino mi terrorizzano, però voglio dire questo. Ma questo potrebbe essere un motivo anche per trovare altri accoliti, io credo, perché hanno perso, credo, molto gregge, ecco, dal punto di vista, ecco, delle persone che si avvicinano alla religione o che vanno in chiesa. No, tu hai ragione soprattutto su un aspetto, e cioè la funzione sociale delle confraternite, così come del canto a tenore nei nostri comuni. Questa è stata determinante addirittura per impedire forme di devianza, Certamente. per impedire forme di abbrutimento culturale che invece magari continuano, speriamo, solo in singoli individui e non sempre. E alla Chiesa serviva anche come motivo per insegnare il catechismo, diciamo, alle persone che erano ignoranti in quel periodo, cioè non c'erano persone che andavano a scuola, quindi non so, i Gosos per esempio erano un catechismo raccontando la vita di Cristo, oppure la passione di Cristo, di qualche santo, serviva per invogliare questa gente a capire meglio la dottrina della religione. Per fare capire meglio questo concetto, adesso chiedo alla regia di farci ascoltare qualche esempio di canto religioso a tenore, comparato con uno invece cantato dai cantores della confraternita di Santa Croce di Castelsardo. E gli esempi che voglio appunto dettare sono quelli di Fonni, di Bitti e di Orgosolo. Ascoltiamoli. Visti che nascente aurora pro chiesa luce brama, consola chi et acclama del son martire Signora, consola chi et acclama del son martire Signora, a chiesa maladia spo chiesa luce brama, consola chi et acclama del sol martire Signore.
Signore, dormivi suo amato. Riposa, Signore, dormivi suo amato. O Verbo incarnato, fatto Redentore. O Verbo incarnato, fatto Redentore. Proso peccatore, patis agonia. Proso peccatore, patis agonia. Pro la vager mamma de su salvadore, dai gente minore de ulla miresi. E viva Maria, e Maria viva, e viva Maria, e chi è la criesi. De gracias piena, de Gabriele amado, salugue su creado, in su sinu portesi. E viva Maria, e Maria viva, e viva Maria, e chi è la criesi. Bene, abbiamo ascoltato i Gosos di Fonni, Bitti Orgosolo, con la comparazione con l'esempio appunto di un canto della confraternita di Santa Croce di Castelsardo. Torniamo ai paesi dell'interno, nella Barbagia per intenderci, e vediamo che il tenore per esempio si è appropriato di elementi come appunto i Gosos o le Ninannanne, che erano invece modelli esclusivi delle confraternite. Perché è avvenuto questo cambiamento, questo passaggio? Allora, per quanto riguarda i Gosos, c'è da verificare una origine anche del termine. Gosos viene da un verbo catalano che significa lodare. Lodare in genere i santi soprattutto venivano lodati attraverso delle composizioni poetiche chiamate gois. Da questo abbiamo poi in Sardegna questa forma di produzione poetica che già nel secolo XVII ha una forte rivoluzione, perché esistono i Gosos de sa Figumurisca, all'interno dei quali si parla per esempio di canto a tenore, ma è un inno al frutto spinoso, dolce, il fico d'India, e non già alla Chiesa. Quindi quel modo di comporre poesia, che era soprattutto frequentato dai seminaristi che volevano diventare sacerdoti, ebbene si perde, diventa burlesco, diventa, come dire, una forma di produzione popolare e non più legata solo alla conoscenza della scrittura e della poesia. Anche il Sant'Antonio di Lodè, no? Antonio Paduano precapo su Lodino. Insomma, esattamente, ma poi abbiamo, come dire, la nascita addirittura dei Gosos
come forma di composizione poetica rivoluzionaria. L'inno di Francesco Ignazio Mannu, sinno a su de su patriotto sardo, a sos feudatarios, meglio noto come Baronessa Tirannia, nasce su quella forma compositiva, cioè l'ottonario su strofe con il ritornello cantato sempre da un coro. Ebbene, questa forma quindi passa necessariamente in maniera obbligata, voglio dire, da un coro che è quello religioso a un coro che invece è quello profano, perché è cambiato il testo a livello di contenuti. Certamente. Grazie al libro Tenores, a partire dalla metà degli anni 90 del secolo appena passato, c'è stato un proliferare di iniziative legate al canto a tenore e soprattutto la nascita di moltissimi gruppi che hanno di fatto rivitalizzato un settore che stava attraversando un momento di stallo. Ci vuole spiegare qual è stata l'evoluzione in questi ultimi 10 anni per ciò che riguarda le modalità esecutive nei paesi storici del canto a tenore? Ma sarebbero numerose queste modificazioni introdotte nella forma del canto, ma questo dipende molto, come dire, dalla collettività locale, che in genere in Sardegna riusciva a porsi come filtro dei mezzi e dei modi di produzione culturale. Voglio dire questo, fino agli anni 1980, diciamo così, era impossibile cantare le poesie di un certo Antioco Casula Montanaru, che molte persone ritengono il più grande poeta sardo, e che non era poeta e men che meno era poeta sardo. Certo. Ebbene, queste poesie, un tempo non eseguibili in canto a tenore, dal 1987 vengono eseguite. Questo significa che c'è stata una trasformazione già nel metro che viene utilizzato nel canto. Ci sono versi i più strampalati possibili. Ci sono versi di 12 sillabe anziché di 11, ce ne sono di 9 o di 10, ce ne sono persino di 14. E si riesce sempre a collocarla all'interno del canto, insomma. Esattamente, però a questo punto significa che i cantori non sono dei grandi cantori di canto a tenore. Certamente. Questa è una delle prime modificazioni. Altre sono, per esempio, date dal fatto che molti cantori utilizzano, molte voci soliste utilizzano unicamente il verso endecasillabo. Questo ha fatto sì che si sia perduta in molti poeti sardi una composizione che era invece molto giocata su versi molto molto differenti, per esempio il settenario alternato all'endecasillabo, oppure il quinario, oppure il senario, oppure l'ottonario, oppure il novenario. Ecco, tutto questo è un patrimonio... Si è appiattito sull'endecasillabo, insomma. Esattamente, ma questo significa che se passa solo l'endecasillabo, può essere eseguito su ballo serio, ma su ballo lestru a questo punto non può essere eseguito, perché è in ottonario. È chiaro. Ecco, su dillo, che è stabilito su verso quinario, non può essere eseguito ugualmente. È vero. Parlando di poesia, la stessa poesia che ha da sempre accompagnato il canto a tenore in Sardegna ha delle strutture. Quali sono quelle più importanti? Ne abbiamo appena accennato, il senario, appunto, il settenario, l'ottonario, l'endecasillabo, eccetera. C'erano una serie di strofe che erano addirittura chiamate coplas sardas dai dominatori catalani prima e castigliani in seguito. Insomma, quelle forme di composizione poetica noi le abbiamo perdute, dicevo, ma per esempio nella poesia estemporanea fino a tutto il 1800 era molto in voga la sestina. I poeti estemporanei contemporanei utilizzano quasi esclusivamente l'ottava, la sestina è proprio scomparsa, oppure c'erano i modellos che oggi sono quasi dimenticati e la gran parte dei sardi non sa proprio che cosa significhi neanche il termine. Avete presente la musica jazz? Perfetto, all'interno della produzione poetica dei modellos c'è quello che è la musica jazz, cioè a dire una musica di tipo minimalista, per cui una frase musicale viene scomposta, proliferata, frammentata, ripetuta, eccetera, eccetera, per ottenere suono. Certo.
Questo dava delle creazioni illimitate, e tutto questo nel canto a tenore faceva breccia, soprattutto nel canto di melodie come la Bochenotte, nelle serenate. Oggi tutto questo non esiste più. Certamente. Senti, Dea, possiamo mettere adesso ascoltare un altro pezzo importante, visto che abbiamo parlato di poesia. Quale ritieni sia quello più appropriato per parlare di questo argomento? È una domanda difficile. Io vorrei comunque scegliere una persona alla quale, come dire, riconosco non solo una grande maestria e una grande bravura nel canto, ma credo sia anche colui che ha sdoganato poi in Sardegna i poeti classici. Nicola Pira, del gruppo Mesina di Orgosolo, e mi piacerebbe far ascoltare In morte de Gisella. In morte de Gisella de Nicola Pira. Prima che dai tene via amado mi canta ia vestante giocunua. Prima che dai tene vio amado mi canta ia vestante giocundo, come che mi has tu e abbandonato e te fatto viuso in questo mondo. Restare così sconsolato, mi desidero morto. Mi desidero morto. E così spero che ne sia pustir morto fino a questo tremendo. Fino Gisella è morta s'ultima partita da chi solo s'anima alleato su sole chi commuovi tu la vita e si stante ma te si è stramontato. Puru vi sole fi vestita de bellezza virtude. A su sole chi te ne brabattia lascia sa terra crasa. De torre de
la prolegge diversa inconsolante. Tu e non torras prurgisella mia, consolare s'affli. Sardegna Radio. Bene, abbiamo ascoltato dalla voce di Su Nicola Pira In morte de Gisella. Passiamo ai nostri giorni, al riconoscimento da parte dell'UNESCO del canto dei pastori, quindi del canto a tenore, come patrimonio intangibile dell'umanità. Che cosa porterà, oltre al prestigio, questo speciale riconoscimento, secondo te? Beh, io ho delle difficoltà a ipotizzare una risposta a questa domanda, principalmente per un motivo. In genere il meccanismo è questo: se la provincia di Nuoro, dove appunto si affacciano la gran parte dei comuni dell'area di diffusione del canto a tenore, dovesse presentare dei progetti per valorizzare il canto a tenore, ebbene, questi progetti avranno una corsia preferenziale. Questo è quanto viene garantito dal riconoscimento dell'UNESCO, nient'altro. Cioè, non ci sono riconoscimenti tangibili, per esempio in forma di finanziamenti a pioggia per il canto. Certo. Io credo che fra l'altro ci sia un aspetto, diciamo così, del sociale molto interessante, e cioè per la prima volta molti cori di tenore si sono associati per dare vita appunto a un'associazione che ricercasse e proteggesse gli interessi del canto a tenore. Credo che purtroppo le cose non vadano molto bene, non ho molti elementi per parlarne con cognizione di causa. Certo. So che molti gruppi che avevano dato la propria adesione si sono ritirati. Ma questo, Andrea, credo che sia un problema legato alla nostra indole di sardi, cioè di pocos, locos y malunidos, sempre legato comunque a un aspetto che ognuno cerca di coltivare il proprio orticello, insomma. Beh, no, io credo anche questo, che ormai siamo abituati ad avere la mano pubblica in tutto, e probabilmente si è riposta una grande fiducia nella provincia di Nuoro, Certo. intendo nei governanti della provincia di Nuoro. Io credo che invece non sia così. Credo che il gioco anche della richiesta del riconoscimento da parte dell'UNESCO sia nato all'interno di una dialettica politica che vedeva il territorio di diffusione del canto a tenore come luogo dove realizzare il Parco del Gennargentu. Sì, questa è la prima di partenza. Una di quelle creazioni veramente anacronistiche, perché proposta da politici che non hanno i piedi fra le persone della Sardegna. E questa era una cosa politica che lasciamo ovviamente da parte rispetto alla parte musicale che noi stiamo trattando. Un'ultima domanda prima di passare alla seconda parte del programma, appunto, è legata all'interesse da parte dell'istituzione, parlavamo proprio di questo, verso quella che è una componente importante della tradizione musicale sarda, il canto a tenore, appunto. Secondo te esiste a livello regionale la giusta sensibilità per promuovere e valorizzare in maniera seria e scientifica questo tipo di tradizione? No, direi proprio di no. La risposta la suffrago con alcuni esempi. Tenores è stato scritto come primo studio sulla materia da un cittadino. Non è stato elaborato all'interno dell'Ateneo di Cagliari o di Sassari, oppure dalla regione, oppure dall'Istituto regionale etnografico, così come alcune altre pubblicazioni. Insomma, io credo che non ci sia ancora una sensibilità nei confronti di un genere artistico, perché la domanda che si fanno è questa: ma perché investire sul canto a tenore? È musica, è canto, cioè non ha nulla di materiale. Il barcate su moro in sarene osa
Sardegna Radio.